ritrovati dunque, gentili amici e amiche della Visione all'Ascolto. Partiamo subito con la voce del Friuli per quanto riguarda la nostra pagina informativa. È venuto a trovarci in studio Mauro Bordin, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Allora Bordin, 2019 è partito bene, sempre seguendo una linea direttiva e programmatica già vista nella seconda decade, anzi nella seconda parte, del 2018. Insomma, la Lega è quella che traina il governo di centrodestra, lo traina a livello nazionale, ma lo traina anche a livello regionale, indifferentemente dal colore politico dell'alleato. Ma è un onore, ma è anche un onere ovviamente, ma è un onore e un onere che deriva dai numeri. Per fortuna in questo momento ritroviamo il consenso da parte dei cittadini, ciò significa che le politiche che portiamo avanti come Lega sono politiche che riscontrano quelle che sono le aspettative e le esigenze della gente, e questo, come dicevo, ci dà naturalmente questo piacevole incombenza che è quello di guidare l'amministrazione regionale, guidare quindi anche la politica in questa regione. Lo facciamo col Presidente, con la Giunta e naturalmente con un Consiglio che ha numeri importanti, ma lo facciamo anche con il necessario rispetto per gli alleati, perché comunque è importante cercare anche di tenere compatta e unita la coalizione, che tutti si sentano responsabilizzati nel loro ruolo. Senta, quanto conta? Perché oggi come oggi i numeri sono numeri, no? Lei l'ha detto, no? Le chiacchiere sono chiacchiere. Allora, non è una frase fatta, sentita, trita, ritrita. Ma oggi come oggi, cosa vuol dire questo salvinismo? Cioè questo modo da parte del vostro, io mi permetto di dire, e l'ho fatto anche un precedente ospite, la domanda, qualcuno a destra che non vede bene la Lega dice mi ricorda il leader Massimo, a sinistra invece, a cui Salvini non sta simpatico, lo guarda come il caudiglio, insomma, cioè questo leader nuovo che è così esploso negli ultimi anni, perché il salvinismo, parliamoci chiaro, nasce nel 2013-2014. Come mai secondo lei in pochi mesi è riuscito ad aprire in un certo senso la diga del lago della Lega ed espandersi in tutta Italia? Ma io credo che a Matteo Salvini vadano riconosciuti due grandissimi doti. Uno è quello di saper parlare alla gente, cioè utilizza un linguaggio chiaro, un linguaggio diretto, un linguaggio comprensibile, e non solamente sa parlare a livello di comunicazione, ma sa anche ascoltare quello che poi i cittadini oggi vogliono e cerca di tramutare queste esigenze in provvedimenti concreti. Cioè lui gira le piazze, gira i mercati, gira le case, gira le attività produttive e ascoltando naturalmente ci si fa un grandissimo bagaglio di esperienza e un bagaglio di informazioni, e poi la capacità del politico deve essere quella di tradurre tutte queste informazioni, tutte queste richieste, tutti questi bisogni in provvedimenti concreti. E qui arriva la seconda parte del Salvini ministro, Salvini leader, il saper prendere decisioni, ed è una cosa che in Italia probabilmente ci eravamo un po' scordati, perché lui ha dimostrato in questi mesi di fare ciò che aveva detto che avrebbe fatto. Per noi forse è una cosa che stupisce, ma il politico che fa quello che diceva in campagna elettorale, il politico che realizza i suoi programmi, è un qualcosa che forse da noi da un po' di tempo mancava, e lui lo sta facendo in modo concreto, lo sa comunicare, lo sa far capire ai cittadini, e i cittadini, anche quelli che magari non hanno votato, riconoscono questo tipo di situazione. Ora, io dicevo oggi paradossalmente, ma pensiamo che Battisti, che sembra una sciocchezza, ma era latitante da decenni. Non solamente è stato preso, ma è stato preso, caricato in aereo e riportato in Italia in meno di 24 ore. Quando obiettivamente, se conosciamo qual è il modus operandi del nostro paese, uno poteva aspettarsi che chissà se lo prendevano, se poi lo prendevano forse tornava in Brasile, là comincia. Invece questo preso, riportato a casa in 448, e il presidente brasiliano scrive ringraziando Salvini per l'appoggio, eccoti qua il regalo. Cioè, questo per dire qual è il peso che oggi l'Italia sta avendo a livello internazionale. Noi siamo tornati al centro della politica internazionale. In Europa l'atteggiamento che Salvini ha avuto sul fenomeno migratorio ha riportato l'Italia al centro dell'attenzione. Prima praticamente ci rullavano, adesso capiscono che noi abbiamo posizioni ferme, posizioni chiare, e prima di prendere la decisione la nostra opinione conta. Chiaro.
Quindi è cambiato il mondo. Ecco, lei ha sottolineato una cosa importante, no? Quando ha parlato all'inizio, dicendo insomma anche che Salvini parla alla gente, no? Dall'altra parte c'è chi dice che d'altronde Salvini parla con la pancia, non a caso fa sempre i post in cui pranza, in cui magari assaggia, fa la colazione e via dicendo. Queste sono le battute che fa l'opposizione maligna, forse alla quale probabilmente rode il fatto di non saper più comunicare, probabilmente, no? Ma allora io mi chiedo, se oggi un'opposizione per criticare Salvini deve andare a verificare se posta cosa mangia la sera o la mattina, se indossa un maglione o meno, se dice una parola in più o una parola in meno, se queste sono le critiche che vengono fatte a Matteo Salvini, allora obiettivamente la mia considerazione è sta facendo bene, perché non c'è altro su cui attaccarlo. Perché sull'immigrazione, obiettivamente, a prescindere da quelle che possono essere opinioni che comunque non trovano riscontro nella gente, sta facendo quello che si era impegnato a fare. A livello di fiscalità, a livello di riscontri comunque al mondo delle imprese, della famiglia, sulla disabilità, sta facendo le battaglie che la Lega si propone da sempre di fare, quindi è difficile attaccarlo su questo. È chiaro, ed è questo importante che quella gente lo percepisca, Salvini non può realizzare in 6 mesi un programma di una legislatura, quindi anche quello che era il programma elettorale della Lega, tutti gli impegni che ci eravamo presi, non possiamo realizzarli in 6 mesi, in 8 mesi. È logico che bisogna dare comunque anche a Salvini il tempo di realizzare gli obiettivi elettorali, e naturalmente lo faremo progressivamente nel corso degli anni, sempre che naturalmente poi questa alleanza di governo tenga duro, perché è inutile negarlo, ci sono alcune questioni su cui ci sono opinioni diverse, perché comunque la Lega è per gli investimenti, la Lega è per le imprese, la Lega è per lo sviluppo e la crescita del territorio, la Lega è per un concetto di giustizia fondato su legalità, sul rispetto delle regole, cioè ci sono tanti piccoli elementi su cui magari i vari tasselli del puzzle. Secondo lei questo accordo di governo, questo contratto di governo durerà anche dopo le europee? Ci vorrebbe una sfera di cristallo. No, veramente difficile, è difficile. Io non credo che il problema siano le europee, il problema saranno i contenuti. Cioè, la legittima difesa per noi è un elemento imprescindibile, il decreto sicurezza non deve toccarsi, gli investimenti produttivi sono fondamentali, sono questioni sui quali sono nati dei diverbi recentemente. È chiaro che se su tutte queste tematiche si trova una sintesi, il governo naturalmente ha le possibilità di procedere e di continuare a lavorare. È chiaro che se queste divergenze dovessero creare un solco, c'è il rischio insomma che le cose non vadano. Vabbè, qualcuno dice c'è pronto il salvagente, la Meloni vi sta strizzando l'occhio, Berlusconi è lì che naviga in altre acque, come si dice. Non lo so, bisogna capire che cosa succederà. Io sono dell'idea che se questo governo non dovesse riuscire a procedere si dovrebbe tornare al voto e dare la parola agli elettori. Legge elettorale, chiaramente. Ma è chiaro che non è la migliore legge elettorale possibile, è altrettanto vero che se oggi dovessimo andare a votare probabilmente una maggioranza dal voto uscirebbe, perché comunque esiste effettivamente un leader, una forza politica che sono stati in grado in questi mesi di dimostrare di saper governare, di farlo bene. Stranamente la Lega da quando è al governo non parla parlo a livello nazionale, non parla di modificare la legge elettorale. Magari forse ci sono delle esperienze passate di qualche altro leader massimo che tramite la legge elettorale si è tirato la zappa in quel posto, no? Ma può essere, no, io credo che comunque sia un argomento che non viene toccato anche perché non è all'interno del contratto di governo, quindi in questo momento il governo si sta occupando di tematiche che sono espressamente previste e disciplinate, quindi attraverso comunque un riconoscimento di quelli che sono gli aspetti principali del programma dell'altro alleato si cerca di concretizzare quello. E già su quello magari poi possono nascere delle situazioni di frizione, come sta accadendo ad esempio per quanto riguarda la TAV, quindi andare a cercare naturalmente. Lei è d'accordo con la TAV? Io sono favorevole assolutamente. Anche in Friuli Venezia Giulia, con la TAV. Allora, io credo che lei sa di cosa sto parlando, perché c'è un pezzo anche che passa nel suo ex comune. Sì, no? Allora, quello che io sinceramente non sostenevo ed ero al contrario era l'ipotesi del raddoppiamento della linea esistente, perché comunque raddoppiare la linea esistente significava andare a creare in determinate zone ormai urbanizzate degli effetti nefasti. Se poi uno mi parla di potenziamento della linea senza andare a raddoppiare, io credo che possa essere una soluzione sostenibile. Chiaramente c'è da capire, e qui naturalmente si richiede però un'analisi approfondita con dati che in questo momento non ho, quali sono le prospettive di crescita e di necessità dal punto di vista del trasporto, perché è chiaro che se le prospettive fossero tali da richiedere
un intervento come quello della TAV, io credo che ci sia naturalmente la necessità di ragionarvi. Se naturalmente le prospettive di crescita e di mobilità delle merci non è tale, a questo punto è meglio adottare la soluzione meno impattante, ma questo naturalmente richiede un approfondimento tecnico dei dati numerici che in questi anni sostanzialmente ci sono stati fino a un certo punto. Chiaro. Peraltro ribadisco, per me, a prescindere dal caso specifico, il principio base è che se un'infrastrutturazione è fondamentale per lo sviluppo del paese, quell'infrastrutturazione deve essere fatta. Naturalmente nel modo meno impattante possibile, ma non possiamo permetterci oggi, in un contesto come quello europeo, globalizzato, in cui merci e persone viaggiano a ritmi enormi, di rimanere fermi al palo, perché rimanere fermi al palo significherebbe perdere ancora ulteriormente quella competitività che è qualcosa che ci ha penalizzato. La famosa delocalizzazione poi, no? Scatta in automatico perché le aziende vanno all'estero dove trovano servizio e qualità in particolare. Senta Bordin, allora adesso lasciamo stare un po' il discorso nazionale, andiamo ad aprire la pagina regionale. Abbiamo detto insomma anche qui 6 mesi di governo a guida però centrodestra, trazione chiaramente leghista, con i tre vostri alleati insomma che sono lì, che navigano anche loro in attesa di capire cosa fare nel 2019. C'è questa nuova area, no? Da una parte c'è la Lega che sta prendendo una posizione ben chiara e trasparente nel centrodestra, magari aprendo anche le porte a quelli che erano i cosiddetti ex Missini o poi Alleanza Nazionale, no? Dall'altra invece si vuole ricostituire Forza Italia attraverso questo nuovo progetto politico, e sappiamo che Ferruccio Saro quando si muove non si muove mai a caso, e soprattutto lei mi insegna che dare per morto una persona del genere, a livello politico parlo, dare per morto troppo presto un personaggio del genere vuol dire non essere controcorrente, ma non capire nulla di politica, no? Se qualcuno ha dato per morto Ferruccio Saro probabilmente è già sepolto lui. Guardi, tanti hanno dato per morto. No, Ferruccio Saro sicuramente è un politico di qualità e di grandissimo spessore. Ma quanto che conta, ecco, mi permetta, quanto conta oggi come oggi nello scacchiere politico del centrodestra per mantenere in piedi l'alleanza Lega e con gli altri il ruolo e il soggetto Ferruccio Saro all'interno di quello che una volta veniva chiamata la Casa delle Libertà? Allora, Ferruccio Saro è sicuramente un politico di esperienza che sa anche muoversi, e come sa muoversi sa anche comunicare. E certamente all'interno della nostra coalizione esprime le proprie opinioni, e se sono opinioni condivise trovano anche naturalmente l'ascolto, però ha il peso che ha naturalmente la sua forza politica, e il peso che ha naturalmente poi una forza politica all'interno di una coalizione in cui la Lega comunque oggi rappresenta 2/3 del consenso e 2/3 comunque degli eletti. Io quello che vi posso dire è che tutte le grandi scelte che sono state fatte in maniera collegiale, attraverso un confronto di maggioranza, e non c'è stata una prevaricazione da parte di nessuno. Gli assessori che lavorano in maniera autonoma senza ricevere nessun tipo di pressione esterna, quindi molto spesso diciamo che appare un qualcosa di diverso rispetto a quello che è. Io conosco benissimo il presidente, conosco anche i miei assessori, ma in particolare posso dirvi che Massimiliano Fedriga è una persona che è molto determinata, ci tiene tantissimo a fare bene per la nostra regione, vuole lasciare il segno in Friuli Venezia Giulia, e certamente ascolta tutti i consigli, ma poi utilizza la propria testa e decide, e lo decide in maniera molto, molto netta. È una persona che sa ascoltare, e questo naturalmente è un pregio, perché come dicevo prima l'ascolto in politica è fondamentale, ma è anche una persona che sa decidere. Pertanto se oggi qualcuno pensa che ci sia in Friuli Venezia Giulia una persona in grado di decidere per il nostro presidente, si sbaglia di grosso, perché non conosce Massimiliano Fedriga. Senta, per concludere Bordin, per quanto riguarda i vari, perché si andrà a elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia, probabilmente sarà la stessa giornata del 26 maggio, probabilmente stesso giorno delle europee, no? Sarà la Lega che darà, diciamo così, i tempi per quanto riguarda la scelta dei sindaci nei rinnovi dove già governa il centrodestra e nei nuovi territori da conquistare?
Ma su questo il principio che ci ha sempre guidato e continua a guidarci è noi chiederemo candidati sindaci dove abbiamo persone che riteniamo che abbiano la qualità e lo spessore per fare bene questo ruolo. Quindi non andremo certamente a dire, visto che noi oggi abbiamo il 35-40%, vogliamo un candidato sindaco su 2 in ogni comune, ma andremo a verificare comune per comune quali sono i candidati possibili, verificheremo quali sono le persone più capaci e sceglieremo in quel senso, perché solamente in questo tipo di metodo noi faremo il bene delle comunità. Quindi non andremo ad imporre candidati di bandiera nel caso in cui questi candidati di bandiera non abbiano effettivamente le qualità per poter gestire il proprio comune, e comunque non ci sottrarremo assolutamente al dialogo, al confronto con le altre forze politiche della coalizione, del centrodestra o civiche che siano, perché comunque avere consensi è una cosa che naturalmente fa piacere, responsabilizza, ma deve cercare anche di non essere un elemento che porta ad arroganza e presunzione. Pertanto guarderemo veramente caso per caso e lasciando molto spazio addizionale alle comunità locali, quindi eviteremo di calare decisioni dall'alto, ascolteremo i territori, ascolteremo i comuni, ascolteremo i nostri rappresentanti locali e poi faremo le scelte dei candidati anche sulla base di quello che ci viene detto, perché nessuno di noi conosce tutto, è importante anche affidarsi alle persone di fiducia che abbiamo sul territorio. Io ringrazio Mauro Bordin per la partecipazione, ringrazio voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto. La Voce del Friuli termina qui, dopo la sigla la seconda parte della pagina informativa con il nostro videogiornale per sapere quello che è accaduto in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore. Per quanto mi riguarda, mandi e alla prossima, però ripeto, subito il videogiornale.